Filiale della Pieve di San Fior, appartenente fin dal 1074 ai territori cenedesi concessi al Patriarcato di Aquileia, la curazia di San Vendemiano fu elevata a parrocchia nel corso del XV secolo. L'attuale chiesa venne progettata nel 1793 da Antonio de Boni, architetto feltrino del tardo barocco. Nella cinquecentesca pala del Cristo morto in gloria sorretto da angeli, realizzata da Gian Pietro Silvio, è il patrono San Vendemiale che si assume l'autorevolezza di indicare con ampio gesto la visione celeste dell'Imago Pietatis, realizzata nell'innovativa forma iconografica dell'Angel Pietà. L'immagine mistica rimanda alla leggenda dell'uomo dubbioso sul fatto che Cristo fosse realmente presente nell'Eucaristia. Ma San Gregorio Magno pregò così ardentemente che Cristo comparve durante la messa sull'altare con gli strumenti della Passione. Nell'Assunzione di fine Settecento, affrescata sul soffitto da Pietro Antonio Novelli, ritroviamo il santo titolare identificato con il vescovo di Capsa in Numidia, che nel concilio di Cartagine del 484 si rivelò pugnace e difensore dell'ortodossia contro il diffondersi dell'eresia ariana. Anche la curazia di San Pietro in Vincoli di Zoppè, citata per la prima volta nel 1226 ed elevata a parrocchia verso la fine del 400, è filiale della Pieve di San Fior. L'antica chiesa di Zoppè sorgeva in località Palù, attorniata dal cimitero e affrescata da Giovanni di Francia. La chiesa attuale, costruita nel 1589, è stata ininterrottamente arricchita nel corso dei secoli a testimonianza di un autentico legame della comunità con la propria fede. Nel Novecento è stata impreziosita sulle pareti del presbiterio con riquadri realizzati da Giovanni Zanzotto e con dipinti murali di Sergio Favotto. E anche qui incontriamo il culto di San Gregorio Magno in un altare settecentesco che accoglie una pala del 1601 raffigurante un dialogo dottrinale tra i santi Gregorio I Papa, Benedetto da Norcia e Agostino di Ippona.